Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, un viaggio tra i luoghi e le suggestioni della regione. Ben ritrovati cari ascoltatori in questo meraviglioso viaggio all'interno degli itinerari del Friuli Venezia Giulia, una regione così varia che davvero ha molto da offrire a chi decide di venirla a vivere. E oggi partiamo proprio da un percorso che collega le parti più affascinanti del nostro Friuli Venezia Giulia e quello che fa parte di una nuova tendenza, insomma, del turismo e del vivere i territori, ovvero la bicicletta. E parliamo infatti della bellissima ciclovia Alpe Adria che permette proprio di percorrere l'intero territorio regionale assaporandone le sue diversità, dalla montagna fino ad arrivare al mare. Ma a raccontarcelo oggi con noi e anche a parlarci di alcune chicche particolari di questo percorso abbiamo uno degli ambassador del Friuli Venezia Giulia e con noi in collegamento abbiamo Giorgio Madinelli. Buongiorno Giorgio e benvenuto in diretta con noi anche sulle nostre pagine social e sul nostro canale YouTube. Ben ritrovato. Buongiorno Barbara e buongiorno agli ascoltatori. Giorgio, dicevamo che la nostra ciclovia Alpe Adria è proprio una delle perle di questo territorio e partiamo proprio da questa perché è il percorso che più rende l'idea proprio della varietà e dell'interesse anche da diversi punti di vista della nostra regione, del nostro Friuli Venezia Giulia. Sì, è un percorso cosiddetto di turismo lento che parte da Salisburgo e raggiunge Grado, attraversando praticamente tutta la nostra regione e in particolare utilizzando la vecchia ferrovia Pontebana all'ingresso a Tarvisio fino in pianura, fino a Moggio Udinese e poi si snoda su tutta una serie di itinerari tra Udine e Palmanova fino a raggiungere appunto Grado. Beh, sono itinerari veramente bellissime, immagini suggestive, tra l'altro insomma avete proprio visto chi ci sta seguendo sui social, agli altri lo raccontiamo noi, alla radio le immagini di alcuni degli scorci proprio che attraverso la ciclovia Alpe Adria si possono vedere, vivere e visitare. Ricordo naturalmente che tutto questo lo trovate sul sito turismo.fvg.it e anche se poi tornate a rivedere questo video vedrete una parte di questa bellissima ciclovia Alpe Adria che dicevamo Giorgio anche ha proprio delle piccole chicche sul suo percorso oltre che a panorami stupendi, il piacere di vivere anche il turismo slow, il turismo lento e quindi di conoscere proprio tutte le località che attraversa questa ciclovia e vedrete anche il variare dei paesaggi e in questo c'è un punto molto interessante che è la stazione di Chiusaforte. Tra l'altro questa vecchia stazione ferroviaria di Chiusaforte è diventata un punto di ristoro grazie alla cooperativa di lavoro La Chiusa, giusto Giorgio? Di che cosa si tratta? Esattamente, si tratta di un'idea lungimirante di questa cooperativa che ha pensato appunto che la ciclovia Alpe Adria potesse portare benefici turistici e ha affittato la vecchia stazione ferroviaria di Chiusaforte a Di Bendola a punto di ristoro. Questo ha permesso, diciamo, la possibilità di una sosta di chi affronta questa ciclovia in tutta serenità, in un luogo ameno circondato dalle montagne. La cooperativa non si è limitata solamente a fare un bar-ristorante, che tra l'altro si mangia molto bene perché fanno specialità friulane, rivolte anche a quei frequentatori d'Oltralpe che vogliono venire di qua e assaggiare i prodotti nostrani. Ha anche la cooperativa ristrutturato la parte superiore della stazione, creando 3 camere più un camerone abbastanza grande, 3 camere doppie e con 2 bagni nella parte appunto dicevo superiore,
in maniera da poter offrire dei pacchetti vacanze, dei pacchetti turistici rivolti alla scoperta proprio della zona di Chiusaforte, che ricordiamo che è immersa in mezzo alle montagne più belle della nostra regione. Ricordiamo Sella Nevea, ricordiamo la Varresia, il Montasio, il Canin, l'Eaufuart, e siamo vicinissimi al Pramollo, siamo vicinissimi a Tarvisio e quindi alla Valsaisera, e potrei sprecare i nomi delle montagne che ci sono nei dintorni. E oltre a questo, la cooperativa non si limita a un semplice alloggio mordi e fuggi, accompagna le persone, vuole accompagnare le persone con esperti di botanica, di geologia, eccetera, tutta gente tesserata, guide esperte, e li accompagna appunto nei luoghi per fare una vera e propria scoperta delle montagne nei dintorni di Chiusaforte. Inoltre, Chiusaforte è stato il paese natale di Pierluigi Cappello, e si possono fare appunto delle escursioni guidate scoprendo i luoghi dove visse il poeta attraverso le sue poesie. Bellissimo, anche questo, quindi turismo che coniuga anche non solo il piacere di visitare questa meravigliosa, anche ricordiamo che poi nella Canale del Ferro e la Val Canale ci sono luoghi proclamati dall'UNESCO riserve mondiali della biosfera, ma anche di ritrovare i paesaggi che hanno ispirato i grandi poeti dei nostri territori, e non solo, anche vivere la storia, perché ricordiamo che in questi luoghi ci sono proprio i percorsi e le vestigia della Grande Guerra, no? Che ci permettono anche di rivivere attraverso le guide del territorio come in questa zona della nostra regione si è vissuto questo conflitto da un lato e dall'altro, direi. Certamente, proprio in tutti e due i lati ci sono parchi tematici della Grande Guerra, sia diciamo realizzati da parte austriaca che da parte italiana. Inoltre in questa zona esiste quella linea che pochi conoscono, che è detta il Vallo Litorio, e cioè tutte quelle fortificazioni messe in atto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e che erano nelle intenzioni, erano un baluardo a ulteriori invasioni straniere. E quindi c'è un insieme di cose, ma ce ne sono tantissime altre. Se noi torniamo anche semplicemente al turismo facile e lento, possiamo parlare delle malghe, poco conosciute, ma malghe che offrono anche loro diciamo una proposta agrituristica, dove si può mangiare, dove si può camminare e fare delle passeggiate bellissime. Ricordo qui una per tutte la Malga Glazzat. Sì, dici bene. Io, Giorgio, davvero suggerisco a chi ci sta ascoltando di visitare questi luoghi, perché innanzitutto poi rimangono nel cuore e ci permettono di entrare appunto tra storia, cultura e territori, e davvero di poter staccare e dimenticare un po' tutti i problemi. Ricordiamo poi, come giustamente dicevi tu, che anche la cooperativa La Chiusa organizza durante la stagione eventi culturali sul turismo lento, ci sono presentazioni di libri, conferenze, idee, proprio per scambiarsi informazioni, idee, diventa un vero e proprio punto di ritrovo per i turisti, che così possono confrontare anche i percorsi fatti o darsi suggerimenti. Sì, io avevo scritto sul post su FVG, Turismo FVG, avevo scritto che la stazione è un luogo non solo di ristoro per il corpo, per il cibo, ma anche per la mente. La Coop La Chiusa
realizza appunto delle pubblicazioni, è una piccola casa editrice. Sua, ad esempio, è la pubblicazione, la guida praticamente di tutta la ciclovia Alpe Adria, da Salisburgo fino a Grado, con tutti i punti di sosta, le officine per le bici lungo la strada, tutte le informazioni insomma che servono al cicloturista, ed è realizzata in 2 lingue per essere fruibile anche da frequentatori esteri. E inoltre la Chiusa edita pubblicazioni e guide sentieristiche della zona di Chiusaforte, del Tarvisiano, ma anche di altre zone del Friuli. Oltre a questo, come diceva lei, vengono fatte appunto delle giornate con incontri di autori, con seminari sul poeta Pierluigi Cappello, presentazioni di libri, insomma è veramente un ristoro anche per la mente. Benissimo, io ringrazio allora il nostro primo ambassador di questo percorso, gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. La prossima settimana avremo un altro ambassador e andremo a conoscere altri itinerari di questa nostra meravigliosa regione. Io vi ricordo che per le vostre esperienze regione, per saperne di più anche su quello che vi abbiamo raccontato, potete visitare il sito turismofvg.it. Grazie a Giorgio Madinelli e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, noi invece ci lasciamo sui nostri social, ma anche sulla nostra web tv, sul sito radio.0.it, con le bellissime immagini della ciclovia Alpe Adria che passa dai monti al mare fino alle località storiche del nostro Friuli Venezia Giulia, i luoghi più belli proprio di quelle che sono le città che lo rappresentano, e quindi dalla montagna al mare, passando per Aquileia, per la meravigliosa Udine e arrivando fino alle spiagge sabbiose appunto del nostro litorale. Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia vi aspettano martedì prossimo, sempre alle 10:30. Ricordo che troverete tutte le informazioni sugli articoli sul nostro sito radio.0.it e sui nostri social. Avete ascoltato gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Per le tue